c'è una normativa, come ha detto qualcun altro, che prevede che l'Italia, poiché ha firmato gli accordi internazionali, debba anche sottostare a questi accordi internazionali. Quali accordi ha firmato? Quelli sull'autodeterminazione dei popoli. Allora, quando Tosi fa la sceneggiata, va giù e dice, e forse dirà Cittadella, autonomia, trattino indipendenza, autonomia, indipendenza, sta dicendo cosa? Che quello che sta raccontando da 20 anni sull'autonomia lo porterà avanti. Perché se non arrivava il mio movimento Indipendenza Veneta, alle migliaia di veneti, quest'estate 200, abbiamo fatto 200 gazebi per la strada. L'apertura a un avvio di una confederazione per riavviare quella macchina della Costituzione, una nuova Assemblea Costituente eletta in una nuova legge elettorale. Cioè noi disconosciamo assolutamente che i partiti vadano a cambiare la Costituzione in questo Paese. È giusto che i popoli abbiano il diritto di parola, ecco perché c'è la richiesta di indipendenza no. Purtroppo ci sta giocando la politica, creando nel Veneto 44 movimenti divisori, creando la campagna elettorale relativa alla poltrona delle provinciali e regionali, ma bensì non diamo una risposta. Se noi andiamo come la Catalogna che ha 35 anni che aspetta l'indipendenza o 30 anni, o arriviamo all'Ucraina che stanno facendo una guerra civile che sappiamo che sono potenze economiche che la finanziano, in effetti tra la Russia e l'America e l'Europa sta creando una guerra fra poveri, noi non possiamo permetterci, come è nata la Lega Veneta nel 1980 o prima e dopo con la Lega Nord hanno creato una falsa secessione, non possiamo permetterci di fare una politica demagogica con il popolo, dobbiamo assumere il ruolo di abbassare i partiti, unire il popolo e richiamare un'assemblea costituente.